Allora, torniamo un attimo per il discorso degli anziani come risorsa al passaggio generazionale, no, Presidente? Perché è rilevante questo aspetto. Certo, cioè quello che dà prosieguo poi alle attività presenti per portare avanti un domani, un futuro. Siccome mi ritengo di essere il classico normotipo artigiano, che ha lavorato, la definizione artigiano, sa, oggi come oggi la verità non si trova più sui libri sacri, adesso clicchi su internet, cliccando artigiano è venuta questa definizione: uomo che lavora da solo con le proprie mani. Io ci ho aggiunto però con le mani che pensano e con il cuore, con la passione e la testa che servono per fare la differenza. Ecco che io dico, questi valori che noi li abbiamo fatti con 40-50 anni di lavoro, quando parliamo di passaggi generazionali all'interno delle famiglie è sempre più difficile adesso, perché i nostri figli, molti dei nostri figli li abbiamo mandati a studiare, perché giustamente, anche perché molti lavori, a parte il fatto che bisogna avere una predisposizione, tu non puoi avere figlio, dirgli tu vieni a fare il fotografo, vieni a fare il falegname, bisogna avere la predisposizione, uno non la può avere. È un lavoro che si sceglie in qualche modo. Non è che si dice vieni a farlo. Il passaggio generazionale è sempre più difficile, però io avevo messo in piedi anche un progetto che stenta però a decollare. C'è il passaggio professionale, cioè voglio dire, noi siamo ANAP, dove che noi sappiamo attraverso i nostri uffici in Confartigianato, uffici fiscali, sappiamo un anno prima chi andrà in pensione, perché comincia a tirare i remi in barca, comincia a parlare con il referente dell'ufficio, prima, certo. Ecco che noi dobbiamo intercettare queste persone perché prima di chiudere e basta, che porti via esperienze. Come passare il testimone? Passare a farlo a livello professionale, cioè il passaggio, ad altre persone, ai ragazzi che cercano lavoro. Io lo interrompo solo un attimo perché su questo è importante soffermarsi, solo che se non erro abbiamo una telefonata in attesa. Prego. Allora, vediamo un attimo chi è che ci ha telefonato. Pronto? Pronto, buongiorno, lei Piero da Zero Branco. Piero da Zero Branco, sì, prego signor Piero, dica. Niente, anziani, c'è una risorsa tremenda. Pronto? Sì, tremenda. Gli anziani, quelli che sono autosufficienti, che si arrabbiano per tutto, insegnano a tutti, però qui invece che capitano di tutto quanto, come avete quelli che sono in ospedale, che stanno lì 80-90 anni, non autosufficienti, insomma. È una risorsa anche quella, non per è una risorsa per le farmacie, le industrie farmaceutiche, perché c'è gente di 80-95 anni, 100, che non so, sarà automasia, non dico, ma cavolo, che è via dagli anni 2000 che via, a 90 anni, 95, e giovani che non ma quella è una risorsa, una farmaceutica, e l'altra, quelli che stanno bene, è una risorsa per l'Italia, perché insegnano e lavorano tutti quanti. Però bisogna che sia un aiuto da sopra, da Roma, che va incontro qui, che insegna agli anziani che stanno lì. Infatti siamo arrivati a questo punto, esatto, sì. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie molte. Ecco, il telespettatore diceva che ci sono quelli che sono una risorsa in sé per sé perché possono fare qualcosa, infatti diceva bisogna che insegnino, adesso lei ci continui sul discorso, e poi purtroppo quelli che invece hanno 90 anni e adesso anche gli anziani arrivano ad età veramente venerande che però non sono più autosufficienti, diceva sono una risorsa per il sistema perché in qualche modo tra le medicine di cui hanno bisogno, il sistema sociosanitario, attivano comunque un meccanismo di economia dell'anziano che comunque dà lavoro a chi anziano non è più, per cui... Quello che si sentiva, questo intervento qua di fatto evidenzia come si siano invertite le parti, cioè in passato avevamo le famiglie che quando l'anziano superava una certa età faceva da cuscinetto sociale, cioè stavano vicino, c'erano difficoltà. Oggi l'anziano si trova a fare il ruolo, vista la crisi, vista la situazione economica, che era tipico della famiglia cioè del giovane, cioè di fatto è lui che sostiene un giovane che ha difficoltà occupazionali, una famiglia che indice di povertà sta aumentando,
occupazione che tutto sommato, nonostante i casi dell'artigianato che si citava prima, stenta a decollare, anzi oggi siamo in flessione, quindi ci sono. Se noi pensiamo che in Italia ogni 100 individui che lavorano ne abbiamo 56 a carico, questo è il dato, cioè vuol dire che ogni 100 soggetti 56 sono a carico, e allora voglio dire ci troviamo in una situazione che rischia di portarci a uno stallo sociale. Ma ci sono infatti peraltro molti anziani pensionati dell'artigianato, liberi professionisti, partite IVA, mettiamoli trasversali perché a questo punto che abbiano anche un titolo di studio superiore, che non possono, proprio non possono restare a casa a lavorare, devono continuare a lavorare. Voi anche per un discorso di pensioni molto basse, e questo è un altro aspetto, c'è quello della pensione molto bassa e quell'altro dell'aiuto ai figli che magari ogni tanto anche a casa ritornano perché non hanno più sostentamento. Io vorrei dire una cosa forse spiacevole per qualcuno, perché sono abituato a raccontare storie io. Sicuramente c'è una fascia che non è colpa loro di quelli che hanno più di 80 anni, che hanno le pensioni basse, perché ai tempi si versava poco. Ma quelli che hanno la mia età o che hanno qualche anno di meno, quando mi vengono a dire che hanno la pensione bassa, no, parlo in generale, soprattutto in generale, vuol dire che non hanno versato. Non c'è poco da dire. Non stiamo qui a raccontarsi le frottole, che magari invece di versare hanno fatto dell'altro. Allora questo a scapito naturalmente del sistema, poi quando dopo vai in pensione non produci più, però queste cose qua bisogna dirle, perché chi ha versato può avere la sua pensione dignitosa per vivere, come ce l'ho io, che ho la pensione dignitosa per vivere. Io penso che il nostro impegno, appunto per riallacciarmi a prima, è importantissimo in questo momento, perché noi avremo il tempo, i mezzi per poter anche appunto aiutare i giovani. Cioè bisogna fare sul discorso del passaggio professionale, che è diverso da quello generazionale che all'interno della famiglia, bisogna fare in maniera che la domanda e la risposta coincidano attraverso un sistema che potrebbe essere semplicissimo ma non lo è. Secondo me poi bisogna anche intercettare i genitori dei giovani, perché molti giovani, i genitori hanno insegnato tu non dovrai mica sporcarti le mani domani quando lavorerai, no? Quindi invece che trasmettere amore del proprio lavoro, in qualche modo una sorta di tu devi stare in cravatta, non come tuo padre. Non è disonore avere le mani sporche, a parte che ormai non esistono più, perché neanche i meccanici ormai lavorano col computer. Stavo pensando, no, lavorano col computer ormai, fatelo per dire, a parte quello, è una battuta, ma voglio dire che non è disonore avere le mani, tra virgolette, sporche lavorando, è disonore avere le mani sporche di non lavorare, secondo me. Ecco che l'invecchiamento attivo potrebbe essere anche utile, chi lo sa, dico io, se i mezzi, ci sono già delle possibilità di andare anche sulle scuole a fare proselitismo. Facciamo dei concorsi a livello nazionale con le scuole elementari, abbiamo creato dei libretti dove illustriamo tutte le attività che fanno gli artigiani per cercare di concorsi dove i ragazzi si esprimano, facendo in maniera che possano innamorare di questo lavoro, che ci sono delle attività che sono meravigliose, che possono dare delle grandi soddisfazioni. Ecco che potrebbe essere anche il nostro compito fare questo per un invecchiamento attivo. Ecco, perché noi non vogliamo essere di peso, ma vogliamo essere una risorsa. Ecco, ma se con i propri figli magari risulta difficile perché magari ormai hanno intrapreso strade diverse o comunque, come giustamente lei dice, tante volte sono stati spinti verso strade diverse, può essere invece far proselitismo tra tutte quella fascia di giovani che non hanno attitudine allo studio e che quindi avrebbero bisogno però di essere stimolati verso certe strade e non ricevono questi stimoli. Hanno magari fatto le scuole tecniche, gli istituti tecnici, eccetera, oppure quei tanti stranieri che adesso arrivano al nostro territorio che magari hanno propensione per l'attività manuale ma maggiori difficoltà anche per un fattore culturale, linguistico e sociale a poi intraprendere studi di un certo tipo, no? E guardi, proprio su questo fatto qua, per aiutare le nuove generazioni, che io una cosa che ci tengo molto, noi quest'anno abbiamo fatto, parlando sempre di invecchiamento attivo, che siamo noi che lo proponiamo, abbiamo fatto delle borse di studio, adesso di ragazzi che magari dalla terza media
vanno alle scuole superiori. Siamo stati sugli istituti scolastici, abbiamo portato il nostro progetto, i soldi, diciamo, che con queste condizioni: profitto, condotta e bisogno. E bisogno su questi 3 cardini, perché cerchiamo di fare in maniera che chi a casa ha dei problemi, e avere fatto queste borse di studio verso ragazzi che si possono, anche stranieri, anzi la maggior parte di quei problemi di bisogno sono i ragazzi stranieri. Non facciamo nessuna distinzione di colore, di razza, di sesso, assolutamente, perché il futuro del mondo e di tutti non è solo diciamo ai confini e basta. A fare progetti appunto verso questi ragazzi, questo lo ritengo che sia l'invecchiamento attivo. Ecco che noi dobbiamo investire verso il futuro, e mi sembra che questo qua sia tantissimo apprezzato. Ecco che ci potrebbe inserire dopo che noi, attraverso i genitori, però sempre parlo perché è il genitore che potrebbero coprire quei lavori che stanno scomparendo. Potrebbero essere delle miniere un domani, ma veramente, perché si fa la solita battuta: chiamo l'idraulico, mi ci vuole il mutuo, faccio per dire, perché sono lavori che stanno scomparendo. Chiamo il tappezziere, non so, che mi deve fare un lavoro che nessuno lo fa più, oppure deve andare alla grossa, non devo fare un nome che trovi tutto fatto ma è impersonale. Ecco che poi le riparazioni di qualsiasi genere, qualsiasi cosa oggi, perché sono innumerevoli. L'artigiano è importantissimo, potrebbe essere un fatto occupazionale importantissimo, potrebbe essere. Naturalmente dobbiamo creare i presupposti che la gente li lasci anche lavorare, no? Perché oggi come oggi mettere su impresa non è facile, poi tutti i gabelli che ci sono, burocrazia, le spese, non è facile, bisogna agevolare i giovani per poter partire. Ecco, questo è un altro aspetto. Penso che il salto proprio culturale in questo caso è da attribuire al fatto che all'artigiano, a figura dell'artigiano, purtroppo è stata data una sensazione quasi di negatività, cioè dire uno che come diceva il Presidente, si sporca. Allora, anche in questo caso qua, io lo posso dire forse per una questione generazionale, ho molti coetanei che hanno qualche anno in meno, che vanno a fare il praticantato nei vari studi di competenza e sinceramente lavorano per anni con una capacità economica che è alquanto limitata e che non gli dà nemmeno prospettive occupazionali, primo, secondo anche di vita e sociale. Allora, prendere in mano un'impresa artigiana oggi, se è un'impresa affermata e comunque ha qualcuno che ti insegna un mestiere, ti dà una garanzia, uno, di avere un lavoro nobile, libero, perché tu sei libero, cioè padrone di te stesso, insomma. Tu sei padrone di te stesso, ma soprattutto ti garantisce un futuro a te e alla tua famiglia. Oggi noi notiamo esserci un fenomeno di ritorno, cioè molti che hanno avviato percorsi universitari sono andati a fare esperienze all'estero. Io non riesco a capire perché i giovani in Italia non fanno i lavapiatti, mentre vanno a farli in Australia. Cioè le testimonianze sono queste: lì raccolgono pomodori, in Italia non vogliono fare alcuni lavori che gli darebbero comunque una prospettiva migliore rispetto a quella che stiamo vivendo. Perché magari sperano che dopo il pomodoro venga qualcos'altro, perché dopo più o male ti inserisci in un tessuto produttivo, entri nell'azienda e pian pianino sali. Qui invece da pomodoro fai e pomodoro resti. Certo, questo è un aspetto. Certo. L'altro aspetto è che magari qui sei soggetto a un giudizio della società che tu hai attorno, familiari, non familiari, che in qualche modo non attribuiscono a chi fa un percorso per diventare artigiano quella logica di nobiltà che magari hanno altre professioni. Non è così. L'artigiano oggi è infatti è un brand, ci sono grandi imprese che stanno utilizzando il brand dell'artigianato per vendere i propri prodotti, cioè ci stanno ricercando. Allora noi abbiamo questa risorsa, abbiamo le professionalità e competenze, stiamo cercando gente che abbia voglia di lavorare. È una battuta, io mi rendo conto che è però in Italia oggi noi stiamo cercando, Presidente, gente che abbia voglia di lavorare, cioè che voglia farsi, e non si riesce a trovare. Questo mi sembra sia il segnale. Ma c'è lavoro per queste persone che hanno voglia di lavorare? Ci sono opportunità? Guardi, io citavo lo do così come elemento in più, citavo prima alcune tipologie, alcuni mestieri. Allora, pensiamo al mondo delle cancellate artistiche. Oggi se lei vuole un cancello fatto da un fabbro, meno di un anno e mezzo non attende. Questo è quello che, naturalmente non sto parlando di quelle fatte in serie, sto parlando la tappezzeria.
La Fenice, dobbiamo dirlo, la Fenice a Venezia è stata fatta anche da 5 nostri artigiani di Venezia e di Treviso, la ristrutturazione della parte delle scene poi della Fenice. Allora quando si è a quel livello lì e si ha delle persone che ti possono insegnare quel livello, tu non hai un problema di sopravvivenza del mercato, sono gli altri che ti cercano. Si tratta di puntare sull'alta, c'è un'alta qualità del prodotto che si fa, sì. senza discorso di prezzo legato, però far qualcosa, farlo bene, non tanto per farlo. Assolutamente sì, e soprattutto non pensiamo che non si realizzi poi l'aspetto culturale della crescita della persona facendo l'artigiano. Non è più come una volta, l'artigiano non è la persona che si vedeva una volta sporcano vestiti, cioè oggi l'artigiano è un valore aggiunto per la società. Perché? Perché noi abbiamo grandi imprese, anzi grosse imprese che non sono grandi sul mercato, ma abbiamo piccole imprese che sono leader grandi sul mercato. Non è più un problema dimensionale di impresa, è un problema di avere le idee, di avere l'innovazione e di spingerle. Quindi innovarsi continuamente, quindi anche uno stimolo mentale molto sì. forte, come diceva prima, la testa nelle mani, che non è cosa di poco conto, oltre che la passione. Torniamo a parlare di questo, abbiamo anche altri argomenti da affrontare, per esempio cittadinanza attiva, insomma con altre chicche, vediamo dopo la pubblicità, pochi secondi.